La seconda corsa, ancora un doppio chilometro con autostart per cavalli però di 3 anni maiden. Sono in 11, 1 Jovi F, 2 Giselle Trio, 3 Gladiatore Miki, 4 Grace F, 5 Ginevra degli Dei, 6 Galaxy Horse, seconda linea, 7 Grey Dawn Run, 8 Guttuso, Rob Griff, 9 Gaia's Life, 10 Genève KB Font, 11 Gogollona. Corsa anche in questo caso piuttosto incerta con Giselle Trio, Gladiatore Miki, Genève KB Font fra i più appoggiati, anche Jovi F. Macchina che accelera. All'esterno c'è l'errore di Galaxy Horse, mentre si avvantaggia subito Giselle Trio che conquista la testa nei confronti di Grace F che cerca di accodarsi e vi riesce in seconda posizione. C'è intanto l'errore di Jovi F e dopo i primi 200 metri in 15,4 al comando Giselle Trio, Grace F si è accodata in seconda posizione Numero davanti a 1 Genève KB Jovi Font. F è squalificato. Al largo c'è invece Gogollona, alla corda Guttuso, Rob Griff e via via tutti gli altri. Gruppo che cerca di ricompattarsi, siamo naturalmente sul doppio chilometro, quindi c'è ancora tempo per recuperare. Comunque Giselle va via a buona andatura, completa in 48,4 i primi 6, quindi abbastanza tranquilli, ma ha comunque vantaggio di una lunghezza su Grace F, più indietro Genève KB Font, all'esterno Gogollona rimane lì senza progredire più di tanto. C'è un tentativo invece in terza ruota da parte di Grade on Run, che però poi torna sotto in scia a Guttuso Rob che l'anticipa. Intanto il chilometro in 1:21,1 con Giselle Trio che continua a comandare nei confronti di Grace F. All'esterno Gogollona, alla corda Genève KB Font, poi Guttuso, Rob Griff, via via gli altri, con ultimi 800 metri da percorrere in situazione pressoché identica al momento in cui sono passati il giro precedente. Sempre Giselle Trio a condurre, arriva il paletto dei 600 finali ma non cambia la fisionomia tattica. All'esterno Gogollona si impegna generosamente a lato di Grace F. Gli altri condotti da Genève KB Font per ora chiusa alla corda, avendo all'esterno Guttuso Rob che ora scatta in terza ruota a 400 dalla conclusione, ma c'è l'allungo però di Giselle Trio che mantiene le distanze dagli avversari. In seconda posizione lungo la corda Grace F, all'esterno Gogollona, non progredisce più Guttuso Rob ed è ora a spazio Genève KB Font per sprintare. Intanto Giselle Trio ha preso vantaggio e a 100 dalla conclusione si isola per vincere nettamente, finisce forte ma tardi Genève KB Font che coglie un buon secondo posto davanti a Grace F. La vittoria invece in 1:19,2 sul doppio chilometro, era una corsa Maiden, ricordo, quindi prima vittoria in carriera per Giselle Trio, VP dell'Annunziata in Sediolo, il training di Marco Azzaroni per la scuderia Trio, numero 2 dello schieramento. Rivediamo nelle immagini Giselle Trio che in percorso di testa si afferma nettamente con VP dell'Annunziata. Il secondo posto a centropista è colto da Genève KB Font che piega Grace F.